Camperin a bordo pista, se abbiamo visto bene, con Leonardo Di Qui Giovanni. A te la linea, Stefano. Sì, ciao Leo, buonasera. È una partita difficile per voi, iniziata male, poi non siete riusciti a fare un cambio di ritmo che avete fatto anche a Igualada, l'avete fatto praticamente tutte le partite. Mancato qualcosa, forse un po' di gambe, un po' di stanchezza da questa lunga trasferta, forse Leo. Secondo me è stata proprio una serata, diciamo, un disastro. Ora dobbiamo fare tutti una colpa perché secondo me da questa partita non si salva nessuno e dobbiamo farci un esame di coscienza. Abbiamo solo 3 giorni per preparare la partita di Sarzana, che sappiamo che è una pista difficilissima e stanno anche facendo un ottimo campionato, e quindi ecco, dobbiamo continuare a lavorare perché dopo la prestazione di stasera dobbiamo cercare di trovare una buona prestazione a Sarzana e fare punti. Per te comunque è una buonissima stagione, riconferma, sei ancora giovanissimo, la squadra giovane, è diventato Davide, però penso che insomma è una buona stagione per voi. Ma ci sono dei passaggi a volte come oggi, però penso che sia positiva, secondo te? Sì, stiamo facendo una bella stagione, però dobbiamo cercare di dare più continuità e fare, diciamo, un po' meno alti e bassi, cercare di trovare un nostro equilibrio, e quindi ecco, bisogna continuare a lavorare. E te questa stagione in attacco, alcuni problemi, hai cambiato un po' la posizione, però ti abbiamo visto nelle ultime settimane un aumento anche dei tuoi gol, che insomma nasci goleador sia quando eri bambino. Sì, io sto cercando di lavorare e fare il meglio che posso per aiutare la squadra. Mi sto adattando in qualsiasi ruolo mi decidi di mettermi il mister, e ecco. Grazie e in bocca al lupo, anche perché insomma ci sono diverse fronti